Direttore, nuovi vaccini in arrivo per la Regione Veneto, anche per l'ULS 4. Quanti sono e quando partirà l'effettiva vaccinazione di questo nuovo slot? Allora, la Regione Veneto ha disponibilità di 100.000 vaccinazioni ulteriori con Pfizer e Moderna. Di queste 5.000 sono le dosi che avremo noi a disposizione. Da mezzanotte di oggi apriamo le slot per una settimana e non c'è tempo d'attesa e quindi al massimo uno aspetta 2 o 3 giorni. Sul fronte di personale sanitario non vaccinato, come sta procedendo la situazione? Abbiamo mandato le prime lettere con notifiche di sospensione agli operatori sanitari che lavorano in questo territorio. E in questi giorni partirà anche una ulteriore tranche che riguarda il personale che sta lavorando nelle nostre strutture e che quindi potrebbe a maggior ragione approfittare di questa settimana per vaccinarsi, diversamente verrà sospeso dal lavoro. Dottoressa Pupo, la campagna vaccinale sull'ULS 4 come sta procedendo? Sta procedendo bene, regolarmente, ma direi anche bene. Siamo arrivati al 62% di copertura con 2 dosi rispetto ai residenti vaccinabili e un altro 8% con una dose, quindi in totale 70% di vaccinati e speriamo di raggiungere, ma sarà abbastanza facile che sia così, l'80% con almeno una dose entro il mese di agosto. Abbiamo a disposizione tutte le dosi necessarie per raggiungere questo obiettivo e l'80% di copertura con 2 dosi a fine settembre, primi di agosto. C'è una risposta anche dei giovani forti in questo periodo di vaccinazione. Può essere effetto anche del Green Pass questo? Sì, infatti è così. Rispetto alle prime dosi, alla richiesta di prenotazione di prime dosi, la fascia di età che più richiede dosi è quella tra i 20 e i 29 anni. Sicuramente è un effetto del Green Pass, cioè è un effetto della necessità di questo lascia passare per muoversi liberamente. Dottoressa Ciraulo, a fronte ricoveri dell'ULS 4, come sta evolvendo la situazione? La situazione è assolutamente sotto controllo rispetto al piccolo focolaio che abbiamo avuto il mese scorso a San Donà. Non si sono rilevati nuovi positivi a partire dal 21 di luglio. Il numero degli attuali ricoverati positivi è di 8. Un dato interessante: tutti sono vaccinati con una o con 2 dosi, non hanno sintomi correlati al Covid e via via stiamo organizzando eventualmente anche la loro dimissione. Abbiamo avuto alcuni casi di pazienti positivi che hanno necessitato di ricovero, che si sono presentati nei nostri pronto soccorsi nelle scorse settimane ma non nell'ultima settimana, e abbiamo perfezionato gli accordi con la ULS 3 Serenissima per l'invio di questi pazienti in malattie infettive oppure in pneumologia. Le percentuali relative in termini di ricovero sono molto basse, assolutamente non paragonabili con quelli della prima e soprattutto della seconda ondata. L'età media, diciamo, di questi contagiati è bassa, è più bassa, e quindi ci aspettiamo ovviamente una situazione clinica assolutamente asintomatica o pascisintomatica.